Buonasera, è un piacere darvi il benvenuto a nome di Cinema Zero per questa bella serata di cinema sotto le stelle, finalmente con un po' di caldo e senza pioggia. Alleris Pizzut, presidente della sezione CAI di Pordenone, con cui, come sapete, Cinema Zero collabora da anni con grande piacere, anche perché ci portano storie come quella che vedremo questa sera, una storia di cui adesso parleremo a breve con lo storico dell'alpinismo e giornalista Roberto Mantovani, ma intanto chiedo ad Alleris di portare il saluto della sezione di Pordenone che quest'anno fa 100 anni, quindi un momento importante. Bene, buonasera a tutte e a tutti. 100 anni, è vero, compiamo 100 anni e non li sentiamo, come molto spesso accade, no? Quando si è attivi con energie, con propositi, con progetti, i 100 anni non si sentono. Che dire, dobbiamo ringraziare senz'altro Cinema Zero che ci dà questa opportunità, perché in occasione di questo centenario ci siamo inventati assieme a Cinema Zero Sentiero Cinema, e questa sera fa parte di questa nostra idea di Sentiero Cinema. Sarà sicuramente interessante perché l'argomento che ha appena accennato Elisa è un po' nuovo, è qualche cosa che conosciamo tutti, ma questa sera andremo a analizzare, a scoprire delle piccolezze che Roberto Mantovani ci sarà veramente di grande impatto, ci rivelerà delle cose che non riveliamo, le lasciamo fare a lui, no Elisa? Ecco. Niente, più che altro vi auguro una buona serata, speriamo che non piova in questo fra l'altro luogo iconico del Pordenonese, davanti, che è stato premiato appunto con questa bella idea dell'Arena San Giorgio, ma che è sempre stato un luogo di grande interesse per Pordenone. Davanti alla chiesa di San Giorgio molti pordenonesi venivano a giocare a calcio su questa area, per cui è sempre stato un punto di riferimento. E questa sera appunto lo valorizziamo ancora di più con i tempi odierni con questa bella serata. Buona serata a tutti. Grazie Alleris. Dammi. Okay. Chiedo quindi di raggiungermi a Roberto Mantovani, che ringrazio e vi prego di accoglierlo con un applauso perché ha fatto un po' di strada per venire qui da noi questa sera e ti ringraziamo per questo. Grazie a voi, buonasera a tutti. Quando ho letto la trama di questo film ho pensato che ci fosse un errore di stampa, perché ho letto 1573. È così. Guardate, per molto tempo gli storici hanno accreditato la prima salita, la prima ascensione assoluta del Gran Sasso ad un illuminista di Teramo, il barone Orazio Delfico, anno 1794. Delfico naturalmente salì davvero su una delle due vette del Corno Grande del Gran Sasso, la vetta orientale, e per molto tempo tutti pensavano che questa fosse la prima ascensione. Tra l'altro tutto tornava, 1700, un illuminista, un seguace di de Saussure, il promotore della prima salita del Monte Bianco. La sezione dell'Aquila nel 1894 celebrò il centenario della salita del Gran Sasso, poi nel 1938 esce sul bollettino della Reale Società Geografica Italiana la trascrizione di una cronaca autografa del 1573, scritta da un tal Francesco De Marchi, capitano Francesco De Marchi, il quale racconta per filo e per segno di essere salito sul Gran Sasso con alcuni compagni di cui fa il nome, poi vi racconterò dopo, dal versante meridionale, di essere arrivato in cima. Tutto coincide e si scoprì che la prima salita doveva essere retrodatata di molto tempo. Perché non si è saputo nulla? Perché De Marchi allegò questa cronaca a un grande libro, un'opera monumentale a cui aveva lavorato tutta la vita,
Era un libro dal titolo Dell'architettura militare, lui era un esperto di fortificazioni e per tutta la vita si era occupato di quello, cioè opere di difesa, bastioni, scarpe, controscarpe, muri, e decise di allegare al 6° libro di questo enorme compendio questa salita. Gli storici esaminarono a lungo questo libro, ma della parte alpinistica a loro interessava poco e quindi la notizia scivolò, no? Sotto la superficie. Venne ritrovata per caso, pubblicata nel 1938. Chi era questo De Marchi, questo capitano? Era un uomo di guerra, un uomo d'armi, era un esperto, come vi dicevo, di fortificazione, che nasce a Bologna all'inizio del Cinquecento, nel 1504, originario di una famiglia di Crema, era una famiglia di intagliatori del legno che va a Bologna. Lui nasce a Bologna, però dalla città se ne va quando ha 16 anni. Non sappiamo esattamente cosa abbia fatto nei primissimi anni della sua gioventù, probabilmente si era arruolato in qualche milizia, e lo ritroviamo nel 1533 alla corte di Alessandro de' Medici, il Moro, il primo duca di Firenze. E entra nella corte, è giovane, sveglio, si dà da fare, vuole imparare, è curioso, cerca di studiare per proprio conto, è un autodidatta, e Alessandro lo manda nei vari possedimenti, quindi gira l'Italia, scende nel Regno di Napoli, eccetera. Un anno dopo Alessandro si sposa Margherita d'Austria, la figlia naturale dell'imperatore Carlo V d'Asburgo, e si trasferiscono a Roma. E dove vanno ad abitare? Pensate, a Palazzo Madama, che era dei Medici, oggi è la sede del Senato. Allora ci abitava Margherita col suo sposo. Questo matrimonio dura poco, perché Alessandro viene ucciso dopo un anno da suo cugino, Lorenzino dei Medici, e Margherita resta da solo, tra l'altro è una ragazzina, 15 anni. Ci pensa il Papa. Pio III, che era un farnese, chiede la mano di Margherita e la fa sposare con suo nipote Ottavio Farnese. I Farnese sono una potenza, hanno possedimenti in tutta Italia, girano ovunque, sono a Parma, a Piacenza, si spostano per l'Europa, e De Marchi li segue. De Marchi li segue e a un certo punto con la famiglia di Margherita e di Ottavio si fermano direttamente a Roma. Rimane a Roma 16 anni. A Roma in quel momento è un cantiere aperto, perché ci sono cantieri di tipo architettonico e cantieri di tipo urbanistico. Pio III è inarrestabile da questo punto di vista. Pensate che lui conosce personalmente Michelangelo, che dipinge per i Farnese, e in quel periodo dipinge, intento a dipingere il grande affresco del giudizio universale della Cappella Sistina. E lui è uno curioso, cerca di imparare, cerca di apprendere tutto il possibile riguardo all'architettura militare. Poi a un certo punto Margherita viene inviata dal fratello Filippo II a fare la reggente nei Paesi Bassi. De Marchi va con lei, non la lascia sola un minuto, e lì continua ad occuparsi di guerra. Tra l'altro quello è un periodo particolare, perché l'Europa si sta spaccando, la cristianità si sta rompendo, sta andando a pezzi. A nord delle Alpi viene abbracciata la riforma protestante. Ci sono guerre di religione nei Paesi Bassi. Sta su, impara, capisce, eccetera. Ed è un uomo curioso, un uomo del Rinascimento. Si accorge che sta in un mondo che continua a cambiare, un mondo nel quale tutto sembra possibile. Pensate, prima della sua nascita viene scoperta l'America, poco prima della nascita di Francesco De Marchi. Pochi anni dopo Vasco da Gama circumnaviga l'Africa, il capo di Buona Speranza va nelle Indie, si aprono nuove rotte commerciali, le arti, l'architettura, la pittura, la scultura raggiungono livelli altissimi, quindi tutto sembra possibile, e lui, che è curioso, ne fa
di tutti i colori. Partecipa alla perimetrazione di Roma col suo amico grande architetto Leonardo Bufalini, e poi con Bufalini costruisce 2 scafandri, pensate, e si immerge nel lago di Nemi, sui Colli Albani, a cercare le navi di Caligola che furono affondate dopo la sua morte nel 41 d.C. perché era inviso al Senato, e le trova. 2 scafandri assolutamente rudimentali. La prima volta rischia di lasciarci le penne, nella seconda riesce a recuperare dei pezzi delle navi. Insomma, ne fa di tutti i colori. Quando ritorna dalle Fiandre, perché Margherita ad un certo punto si stanca di stare lassù e va a finire nei suoi feudi in Abruzzo, lui la segue e si toglie uno sfizio. All'età di 69 anni decide di salire su quella montagna che aveva visto altissima da Teramo, e lo fa con alcuni compagni, uno dell'Aquila, Diomede dell'Aquila, un amico, poi un certo Cesare Schiaffinato, che lui definisce semplicemente milanese, e poi 2 cavallanti e una guida. Francesco Di Domenico, la guida, che diceva di essere già salito, era un cacciatore di camosci sul Gran Sasso, e 2 cavallanti che sono i fratelli di Giulio, Simone e Giovan Pietro, e con loro parte a cavallo, arriva ad Assergi e da lì continua a cavallo fino a Campo Pericoli e poi sale il versante meridionale della montagna. Bene, quando arrivò questa notizia all'inizio del Novecento, si diffuse nei primi 30 anni del Novecento, fu come dire, una notizia sconvolgente, perché pensate che questa ascensione avviene più di 200 anni prima della prima salita del Monte Bianco, che segna l'inizio ufficiale, per via convenzionale ovviamente, del Monte Bianco, e per certi versi sancisce una cosa molto interessante. Non so se l'anno scorso avete partecipato alla presentazione del volume di Andrea Zannini, Controstorie dell'alpinismo. Ebbene, questa salita dimostra in qualche modo che il punto di innesco dell'alpinismo non è il razionalismo settecentesco, non è solo des Saussure, la geologia, lo studio della terra, alla fine del Settecento. È anche qualcos'altro, è un sentimento che potremmo definire preromantico, tenendo conto che nel Cinquecento non esisteva né il termine né il concetto di romanticismo, che in qualche modo coinvolge la sete di avventura, la curiosità, la voglia di esplorare. E quest'uomo del Cinquecento, del Rinascimento, assolutamente curioso, riesce a fare un'impresa sensazionale. Il film ricostruisce questa vicenda bene. Quindi arriviamo al 1573. Ma non è finita, perché c'è una sorpresa. Pensate che un professore di Bologna, già docente di storia medievale, Carlo Dolcini, poco convinto della data, si è messo ultimamente a studiare il manoscritto autografo e si accorge che nella data 1573 c'è una riga tirata sopra il 7, 1573, c'è un 6 vicino, poco visibile. Probabilmente lui si era sbagliato e aveva datato il manoscritto, cioè parlato dell'anno dell'ascensione come dell'anno corrente in cui scriveva. In realtà sembra che la salita sia stata fatta 10 anni prima, che è ancora più sorprendente, 1563. Era da poco stata scoperta l'America e qualcuno cominciava già a scalare le vette. Il Gran Sasso è una cima importante, la cima più importante dell'intera dorsale appenninica, sale quasi a 3.000 metri. La cima più alta è 2.912. Tra l'altro, la cosa interessante è che Francesco De Marchi salì la vetta occidentale, che è la più alta. Orazio Delfico, che davvero salì nel Settecento pensando di essere il primo, il Gran Sasso, salì invece la vetta orientale, un pochino più bassa. Queste sono le vicende che vi raccontiamo. Il film è stato realizzato da Luca Cococcetta, c'è anche un attore importante che è Massimo Poggio, c'è una parte in costume di ricostruzione e poi c'è una scalata finale
di un noto alpinista che è Hervé Barmas di Val Tournanche. È tutto. Buona visione e grazie a voi. Grazie a Roberto Mantovani e buona visione anche da parte mia.